Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo con la cronaca. 2 tragedie in acqua sono avvenute tra ieri e oggi a Boffalora sopra Ticino. Il cadavere di un uomo è stato scoperto oggi nel Naviglio Grande. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo incagliato sull'argine. Sono stati i vigili del fuoco di Inveruno, una squadra dei sommozzatori di Milano, le ambulanze del 118, le pattuglie della compagnia dei carabinieri di Legnano ad intervenire. Il cadavere è stato riportato a riva, l'uomo non aveva con sé documenti, quindi risulta complessa l'identificazione. Indagano i carabinieri ed è morto nella notte il 23enne di origini straniere che ieri era stato ripescato nelle acque del Ticino nei pressi della spiaggia del Ponte di Ferro di Turbigo. Vediamo il servizio di Stefano Vietta, le immagini sono di Walter Todaro di Publifoto. Si è spento nella notte tra domenica e lunedì il 23enne di origine straniera che nel tardo pomeriggio di domenica era stato ripescato dalle acque del Ticino, nei pressi della spiaggia del Ponte di Ferro di Turbigo. L'uomo è deceduto all'ospedale di Busto Arsizio. Per causa in via di accertamento, il natante era stato risucchiato dalle acque del fiume ed era stato poi portato a riva in condizioni gravissime dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Dopo poche ore è arrivata la brutta notizia. Quella del Ponte di Ferro, una zona che già in passato è stata teatro di simili tragedie. E un'altra tragedia oggi, questa avvenuta in strada a Nerviano, dove un motociclista ha perso la vita nello scontro con un'auto sulla statale 33 del Sempione. Il servizio è di Stefano Vietta, immagini Publifoto. Buongiorno, siamo qui a Nerviano dove stamattina si è consumato un grave incidente stradale. Un uomo di 50 anni, un centauro, è morto dopo uno scontro con un'automobile. Tutto si è consumato qua, sulla statale del Sempione, nei pressi dello stabilimento Teva e del centro commerciale di Bennett. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, purtroppo ci sono state anche conseguenze sul traffico, visto che la tratta del Sempione è rimasta chiusa per circa mezz'ora. Disavventura a lieto fine per lo speleologo rimasto ferito e intrappolato nella grotta Remeron di Commerio. Vediamo il servizio curato da Marco De Ambrosis. 12 ore di apprensione, ma alla fine si è potuto tirare un sospiro di sollievo. Disavventura a lieto fine per uno speleologo milanese rimasto bloccato domenica nella grotta del Remeron, una delle più note e frequentate del massiccio del Campo dei Fiori. L'uomo a 35 anni si è infortunato al capo, colpito da una pietra. L'allarme alla centrale operativa del soccorso alpino è arrivata alle 13:15, lanciato dai compagni di esplorazione dell'uomo, che sono riusciti ad uscire dalla grotta per chiedere aiuto. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, a cui hanno preso parte 10 componenti della stazione di Varese del soccorso alpino civile, insieme ai colleghi della nona delegazione lombarda, in supporto anche i tecnici di Piemonte, Veneto, Liguria, Trentino, Valle d'Aosta e Toscana, una quarantina di soccorritori in tutto. Complesse le operazioni di soccorso, che si sono concluse solo poco prima della mezzanotte. Lo speleologo è stato aiutato a raggiungere l'uscita dalla grotta ed è stato infine ricoverato all'ospedale di Varese. La polizia di Frontiera di Luino ha identificato l'autore del furto di uno smartphone ai danni di una turista tedesca che aveva soggiornato il mese scorso in un albergo del Luinese. Si tratta di un 48enne di nazionalità marocchina impiegato alle dipendenze della struttura alberghiera dove aveva soggiornato appunto la turista tedesca. I poliziotti sono risaliti a lui grazie anche alla funzione di geolocalizzazione dello smartphone. L'apparecchio è stato trovato nell'abitazione del 48enne. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. Spostiamoci ora a Gorla Maggiore per vedere la rinascita di Villa Terzaghi, servizio è di Veronica De Rio. Siamo a Gorla Maggiore col sindaco Pietro Zappamiglio nell'ala quattrocentesca di Villa Terzaghi, sede del comune appena restaurata. Ci sono ampi spazi che saranno dedicati alla cultura. Sindaco, ci spieghi? Allora, siamo nell'ala più storica del Palazzo Terzaghi. Con quest'ala si completa la ristrutturazione iniziata nel 2016, poi nella prima parte inaugurata nel 2019. Questo spazio che vedete all'interno appunto del palazzo sarà uno spazio dedicato alla cultura,
agli eventi, alla possibilità di incontro, ai momenti di aggregazione, vuole diventare un polo di attrattività per tutto il territorio gorlese, ma non solo. Vuole diventare spazio per gli adolescenti, per i bambini, per gli adulti, ma soprattutto anche per le associazioni che vorranno mettersi questa maglietta e sentire questo senso di appartenenza alla comunità. A Varese non si fermano i cantieri, vediamo come procedono quelli in Piazzale Kennedy e in Viale Bori, il servizio di Barbara Zanetti. Siamo nel cantiere di Piazzale Kennedy dove stanno continuando i lavori per la realizzazione del sottopasso che collegherà l'area appunto di parcheggio della stazione e di arrivo degli autobus con la stazione nord. E prima della pausa estiva tecnici e operai hanno creato un buco di fronte alle rotaie della stazione nord e in queste ore stanno posando un grandissimo manufatto che è la prima parte della galleria che si collegherà poi con la stazione vera e propria. E chiudiamo con una nota di colore. Bedero Valcuvia diventa il paese dei sassi dipinti. Tutto nasce dall'estero di Angela Rossetti e dall'iniziativa denominata Un sasso per un sorriso. Le pietre dipinte vengono lasciate lungo le vie e nella piazza del paese, si trovano anche sui davanzali e davanti all'ingresso delle case. I visitatori a volte le raccolgono come portafortuna. Maggiori approfondimenti su prealpina.it. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19. Buona serata.